Mi chiamo Basso Eugenia, sono nata ad Asolo nel 1913, oggi compio 100 anni. A lei piace molto viaggiare? Sì, tanto. Sono stata in Zanzibar, in Kenya, Qui la mamma era con una sorella nel Polo Nord. Cuba. Qui siamo in Messico, a Cancun, nello Yucatan. Quando si dice mamma andiamo a fare un viaggio, subito, non si fa ripetere 2 volte. Quando? Quando partiamo? Poi siamo andati a Roatán, dove c'erano i delfini. Sono stata una volta con i delfini, sì. Diciamo che è sempre pronta a qualsiasi esperienza. È bellissimo viaggiare, si scopre tante belle cose, si vede una vita diversa. È un elisir di lunga vita il viaggio. Sì, grande. Ecco, qui è stato appunto il viaggio che ha fatto con la mongolfiera e si è presa anche l'attestato naturalmente del primo volo. Paura di viaggiare in mongolfiera, signora? Per certo, neanche in aereo, è meglio che in aereo. Qui è la mamma con la sorella che sono appunto dentro gli igloo. Ho viaggiato e ho scoperto quello che non avrei mai scoperto, insomma, stando in casa. Scoprire la vita, il mondo. Non aver paura, non chiudersi in casa. No, guai, mai chiudersi in casa. Adesso, signora, si sta preparando per un altro viaggio. Dove andrà? In Spagna, a Cabezón de la Sal, che sono nati i miei figli. In Spagna la stanno tutti aspettando per farle una grande festa. Sì, mi stanno aspettando a Santander per fare una festa grande. Quindi sarà una grande festa ulteriore e lì ci aspettano e non vediamo l'ora tutti.